Tromba d'aria a Licata, famiglie evacuate ad Agrigento, barche affondate a Lampedusa, strade chiuse nelle zone interne e allagamenti. Rapina a Favara, 2 banditi sono entrati all'ufficio postale armati con il volto coperto, hanno fatto perdere le loro tracce ma con un magro bottino. Diventa virale lo slogan a Natale compra locale, obiettivo sostenere la piccola distribuzione e le piccole attività commerciali. Calcio, prosegue il botta e risposta di polemica dopo il derby Acragas Pro Favara. Volley, la SEA Paragona si prepara alla trasferta sul campo dell'Isernia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura vi mostriamo i danni del maltempo sull'Agrigentino. C'è il servizio. Il maltempo di questi giorni ha terrorizzato la provincia di Agrigento. Paura lungo la costa e paralisi all'interno. A Licata una tromba d'aria ha scatenato il panico. Le piogge torrenziali hanno rischiato di fare esondare i fiumi dell'Agrigentino e da Lampedusa sono affondate le imbarcazioni ormeggiate nel molo. Ad Agrigento un albero si è abbattuto sulle auto in sosta in via Pietro Nenni. A Giardina Gallotti è stata soccorsa una famiglia rimasta bloccata nel fango. L'ufficio di protezione civile ha evacuato alcune abitazioni a San Leone a causa della violenta mareggiata. Ed infine l'ironia, un video diventa virale, girato all'eliporto di San Leone sommerso come Venezia. Dice, che siamo a Venezia, siamo qua, da lì, a Venezia siamo. Venezia, qua 40 centimetri d'acqua c'è. La viabilità resta in ginocchio. La tregua concessa dal maltempo consente da qualche ora di intervenire sulle strade interne per la rimozione di enormi quantitativi di fango e detriti trasportati dalla pioggia battente sulle carreggiate. I tecnici del libero consorzio invitano comunque gli automobilisti alla massima prudenza. E dopo il maltempo, oggi è il giorno della conta dei danni. Il consigliere comunale di Agrigento, Nuccia Palermo, attacca l'amministrazione Firetto, chiede quale prevenzione sia stata messa in atto. Sentiamo. Finalmente è arrivato il sole, è tornato dopo 3 giorni, 2 giorni in maniera insistente di pioggia particolare. E proprio sulla base di questo Agrigento si ritrova ancora una volta in ginocchio dinanzi non soltanto a degli eventi che possono essere calamitosi o quant'altro, ma soprattutto dinanzi a un modo di gestirle la città capoluogo di provincia sempre più fallimentare. Proprio per questo motivo ho chiesto, e sarà convocato durante la mattinata credo di oggi, per venerdì prossimo intorno alle 10, la convocazione della commissione terza, che è la commissione sanità del comune di Agrigento, della quale faccio parte, per verificare lo stato dell'arte relativo alla pulizia di caditoie e di valloni. Voglio ricordare all'amministrazione comunale che è vero, quando si parla di calamità naturali, quando si parla di piogge particolari che mettono in ginocchio dei territori, su questo siamo d'accordo. Il problema però è un altro, è che questa amministrazione non ha fatto nulla e continua a non far nulla in questi anni per cercare di prevenire quello che è il danno che subisce una comunità, che subisce la città, dovuto alla mancanza di pulizia, alla mancanza di attività amministrativa da parte dell'amministrazione Firetto. Quindi è bene capire cosa è stato fatto in termini di pulizia, che poi vanno a braccetto con la sicurezza, relativamente alla pulizia di valloni e di caditoi. Sembra un'operazione appartenente all'ordinario. Ebbene, ad Agrigento anche quello che sembra ordinario diventa straordinario, quindi venerdì vedremo di contattare l'assessore al ramo e di avere, speriamo, in commissione il dirigente del settore o il funzionario addetto per capire se questo stato dell'arte è positivo oppure no, se abbiamo uno stato di abbandono che non è soltanto visivo ma emerge anche dalle carte, quindi un'incuria da parte dell'amministrazione comunale del bene pubblico,
Se l'amministrazione comunale oggi si può, si può intestare una grave colpa, che è quella di abbandonare la città al pericolo, e quindi avremo modo di mettere su carta e verbalizzare quella che sarà la relazione fatta dal dirigente del settore. Abbiamo bisogno di una città che funzioni, abbiamo bisogno di una città che risponda alle esigenze dei cittadini. La classe politica siciliana, che non è soltanto la classe comunale, quindi possiamo parlare dell'intera regione, è stata una classe politica fallimentare. Oggi stanno arrivando tutta una serie di politici, di vecchi politici noti alla città, noti al nostro territorio, per aver avuto un percorso più o meno chiaro, più o meno benevolo all'interno del palazzo di città. Ebbene, noi abbiamo bisogno di spazzarli via, abbiamo bisogno di prendere quella benedetta ramazza che dovrebbe essere utilizzata per le strade e che poco viene utilizzata, e aiutarci proprio con quest'ultima a cacciare via dal palazzo di città tutti quelli che sono convinti ancora di poter prendere in giro la città di Agrigento, di poter prendere in giro i cittadini agrigentini. Ebbene, io sono pronta a prendere la ramazza in mano e a incominciare a spazzare via una classe politica che è stata colpevole di aver affossato il nostro territorio. Intanto vi riaggiorno e vi invito a seguirmi poi venerdì tarda mattinata, e vi darò cognizione e nozione di quello che è stato fatto. Ovviamente vi accenno che questa è una piccola chicca che vi dico, apriremo un ufficio per poter ricevere tutte le persone che in questo momento hanno difficoltà a mettersi in contatto con noi, per poter segnalare e vedere di fare un percorso insieme per migliorare le sorti della nostra città. Noi adesso la macchina amministrativa la conosciamo abbastanza bene, e vogliamo incominciare a fare girare gli ingranaggi nel verso giusto per il bene della nostra popolazione. Una buona giornata e vi riaggiorno. Rapina ieri pomeriggio all'ufficio postale in piazza Cavour a Favara. 2 persone armate di pistola col volto coperto hanno fatto irruzione alle poste. I banditi, dopo aver minacciato i dipendenti dell'ufficio, sono riusciti a scappare a piedi per le vie del centro storico con 700 euro, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Matteo Messina Denaro, il super latitante di Cosa Nostra, condannato all'ergastolo per le stragi del 93, nonché pupillo del capo dei capi Totò Riina, è il protagonista di una curiosa intercettazione. I particolari nel servizio. I carabinieri del ROS, del Comando Provinciale di Trapani, congiuntamente con i militari del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, della Guardia di Finanza di Palermo, dalle prime ore dell'alba di quest'oggi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 3 soggetti facenti parte di una più ampia associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che ha operato sotto l'egida di Cosa Nostra siciliani all'ombra del latitante Matteo Messina Denaro. Sono altresì in corso in tutto il territorio nazionale decine di perquisizioni che vedono impiegati oltre 100 carabinieri e finanzieri supportati da unità cinofile, riguardano abitazioni e luoghi nella disponibilità degli indagati. L'odierna indagine, convenzionalmente denominata Eden 3 Pequeno, ha permesso di ricostruire lucrosi traffici delittuosi posti in essere dagli associati sin dall'estate del 2013, consentendo nell'ultimo quinquennio il sequestro di ingenti carichi di stupefacente acquistati dall'organizzazione criminale. Le indagini hanno evidenziato come 3 arrestati, tra cui l'ex avvocato Antonio Messina, autorevole esponente della criminalità organizzata trapanese, radiato dall'albo degli avvocati per le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto in passato, tutti originari di Campobello di Mazzara, pluripregiudicati per reati inerenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonostante i periodi di detenzione ultradecennali scontati, sfruttando rapporti consolidati con alcuni referenti stranieri. Nel periodo monitorato dalle indagini abbiano operato importazioni di ingenti quantitativi di hashish lungo la tratta Marocco-Spagna-Italia. La merce avrebbe fruttato alle casse dell'organizzazione circa 350.000 euro, raddoppiando
l'investimento illecito nell'ultimo periodo, muovendo dal monitoraggio di Angelo Greco, arrestato in esito all'indagine anno zero per partecipazione ad associazione mafiosa, quale affiliato alla famiglia di Cosa Nostra di Campobello di Mazzara. Sono stati acquisiti ulteriori e convergenti elementi sul conto di Giacomo Tamburello, Antonio Messina, inteso l'avvocato, e Niccolò Mistretta. Dalle indagini condotte è emerso che gli esponenti dell'organizzazione criminale investigata, oltre ad esprimere in alcuni dialoghi intercettati espliciti riferimenti al latitante Matteo Messina Denaro, hanno agito anche in favore della consorteria mafiosa campobellese, prevedendo tra l'altro tra le sue finalità la distribuzione di parte dei proventi delittuosi per il soddisfacimento dei bisogni economici della nominata famiglia mafiosa. Si evidenzia infine che i traffici di sostanza stupefacente intercettati nel corso delle attività avrebbero avuto complessivamente un valore sul mercato pari a quantomeno ad 1,5 milioni di euro. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Continua anche quest'anno, a margine delle festività natalizie, l'iniziativa social a sostegno della piccola distribuzione e delle attività commerciali. L'idea, in vista del periodo degli acquisti, è nata quasi per gioco, con lo scopo di incoraggiare la popolazione locale a scegliere la varietà e la ricchezza della propria terra. Non a caso "Regala la tua terra" è diventato lo slogan di questa semplice ma utile trovata, che ha l'intento di offrire un supporto morale al crudele andamento dell'economia locale. Margherita Trupiano. A Natale, regala la tua terra è una sorta di slogan significativo e pieno di ottimismo, posto al termine di un cartello che impazza sui social. Colui che lancia il messaggio trattiene con le mani un annuncio scritto a mano su un cartoncino che, con l'avvento delle festività natalizie e i conseguenti seppur poveri acquisti che i siciliani e gli italiani in genere faranno, è finalizzato a sostenere le economie locali. L'esortazione è questa: per i tuoi acquisti di Natale scegli la piccola distribuzione, le attività commerciali del tuo paese, i piccoli produttori del tuo territorio. Avrai più qualità, più contatto umano e in più contribuirai a sostenere l'economia locale. Tutto vero, anzi verissimo, perché se si riesce a guardare in prospettiva futura, sostenere le piccole imprese locali può avere forti ripercussioni intanto sul presente, garantendo sopravvivenza a tante attività commerciali che diversamente si unirebbero al triste spettacolo già visibile ovunque delle saracinesche abbassate. Ma mantenere in vita le aziende locali significa anche offrire opportunità di lavoro, posti di lavoro, ed un commercio con tutto il suo indotto che cresce necessita di impegnare nuove unità lavorative. Dunque, in prospettiva significa futuro, significa possibilità per i giovani di non fuggire, di professioni specializzate che possono offrire consulenze e opportunità ad un mercato che cresce e necessita di aggiornarsi, disegnando così il nostro territorio da arido, infertile e produttivo. Ecco perché sostenere le imprese del territorio è un investimento che nel tempo può ritornare nelle tasche di ciascuno. Dunque, a Natale teniamo in forte considerazione la possibilità di acquistare nelle piccole botteghe delle nostre città, sempre che le stesse mantengano uno standard di cifre accattivante e che non impongano prezzi talmente alti da fare propendere gli acquirenti verso i concorrenziali acquisti online o la grande distribuzione. L'ex assessore comunale alla cultura di Agrigento, Beniamino Biondi, ha ricevuto da parte dell'amministrazione comunale una lettera di accettazione e ringraziamento per la donazione di circa 600 volumi del patrimonio della famiglia Biondi alla biblioteca comunale Franco La Rocca. Lo stesso Biondi commenta: "Ringrazio il sindaco Lillo Firetto e l'assessore alla cultura Ernesta Musca per le parole spese nei confronti della mia famiglia, ma soprattutto per aver attivato tutte le procedure necessarie ad una celere catalogazione dei volumi affinché essi siano al più presto resi disponibili alla consultazione". La scelta di questa donazione rappresenta l'idea che la cultura debba essere condivisa, libera e accessibile a tutti, patrimonio comune con una sua propria funzione di utilità sociale e di piena realizzazione del pensiero critico di ciascun cittadino.
Nell'ambito dei servizi ordinari di vigilanza stradale, un equipaggio della sezione di polizia stradale di Agrigento, in servizio lungo la statale 115 nel territorio del comune di Sciacca, ha arrestato un marocchino di 48 anni domiciliato a Luccasicula per il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare gli agenti, durante un posto di controllo, hanno intimato l'alta ad un'autovettura, una Golf, condotta da un connazionale dell'arrestato mentre proseguiva in direzione di marcia a Sciacca-Agrigento. Alla richiesta dei documenti, il passeggero ha mostrato subito segni di insofferenza al controllo e con un gesto repentino notato dagli agenti ha tentato di occultare qualcosa all'interno dell'abitacolo, esattamente nello spazio che si trova tra il sedile del conducente e il freno a mano. Prontamente gli operatori hanno recuperato nel posto indicato 2 panetti di sostanze stupefacenti avvolti in cellophane, presumibilmente del tipo hashish. Rinvenuta la sostanza e sussistendo quindi la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, gli agenti, dopo aver proceduto a perquisire sia il veicolo che gli occupanti, hanno arrestato l'uomo. La droga sequestrata ammonta ad un peso complessivo di 196 grammi circa, suddivisa in 2 panetti di 98 grammi ognuno. Dagli accertamenti esperiti presso il gabinetto provinciale della polizia scientifica della questura di Agrigento si è avuta la conferma che la sostanza stupefacente sequestrata è del tipo hashish. Al termine delle formalità è stato condotto in stato di arresto presso il proprio domicilio a Luccasicula su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Sciacca. Banca Italia, i dati sull'osservatorio del primo semestre sono negativi, la Sicilia sempre più povera, i particolari nel servizio. Se per l'Italia sembra arrivata la stagnazione, per la Sicilia torna lo spettro della crisi. I dati dell'osservatorio congiunturale della Banca d'Italia sul primo semestre del 2019 parlano di ulteriore impoverimento della Sicilia, con la crisi dei settori che fino ad oggi sembravano trainare una sia pur timida ripresa. Il caso più grave riguarda il settore del turismo, che vede un calo delle presenze e degli arrivi del 3%. In particolare preoccupa il crollo delle presenze straniere, che lo scorso anno erano cresciute del 6,3% e adesso calano del 3,4%. Unico dato positivo quello di Palermo, che vede un aumento delle presenze del 6,7% con il suo aeroporto, che vede un 18,7% di passeggeri internazionali in più nei primi 8 mesi del 2019. Lo apprendiamo da Repubblica. Merito, spiegano gli analisti, di un cambiamento dell'immagine della città e dell'effetto traino degli eventi del 2018, la città capitale della cultura e la Biennale manifesta. Così l'andamento dei ricavi è peggiorato in tutto il settore servizi, che ha risentito della riduzione dei flussi turistici, ed è proseguita la flessione dell'attività nell'edilizia. I dati relativi all'aggiornamento congiunturale sull'economia dell'isola sono stati presentati nella sede di Palermo della Banca d'Italia, che ha redatto l'analisi in collaborazione con altre filiali dell'isola. Presenti tra gli altri il direttore Pietro Raffa e il coordinatore dello studio Giuseppe Ciaccio. Le vendite delle aziende manifatturiere hanno mostrato una maggiore tenuta nonostante il calo delle esportazioni, che è di oltre il 17%. A frenare non solo il petrolio ma anche chimiche e prodotti agricoli. E il dato più grave rilevato da Banca Italia è che se fino allo scorso anno le imprese Sicilia con alto tasso di export erano quelle che andavano meglio, adesso sono quelle più in difficoltà. Si è inoltre arrestata la crescita degli investimenti industriali che aveva caratterizzato il biennio precedente. L'elevato grado di liquidità delle aziende, favorito anche dai buoni risultati reddituali degli ultimi anni, ha frenato la domanda dei nuovi finanziamenti. Diminuiscono infine chimica, prodotti agricoli e petrolio raffinato. Restano in segno positivo elettronica e alimentare. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Il botto e risposta dopo Acragas verso Pro Favara non finisce più. Il derby vinto dai biancazzurri continua a suon di dichiarazioni. Prima il patron dei favaresi, Rino Castronovo, che ha accusato il presidente dell'Acragas di poca sportività. Oggi la replica proprio del massimo dirigente biancazzurro. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Replica odierna del presidente dell'Acragas alla lettera inviata agli organi di stampa da parte del presidente del Pro Favara in occasione del derby Acragas-Pro Favara. Castronovo afferma come, dopo aver riflettuto a lungo sul vergognoso e offensivo comunicato stampa redatto dalla dirigenza del Pro Favara a titolo personale,
atteso che lo stesso si sostanzia in un inspiegabile, immotivato e ingiustificato attacco esclusivo alla mia persona, sia come presidente, come uomo e professionista, pur non volendo scadere per il mio stile di vita nel basso livello in cui sono scesi i miei accusatori, ma al solo fine di ristabilire la verità dei fatti artificiosamente artefatta dalle vile calunnie e falsità che sono state rappresentate ad arte agli organi di stampa. In via preliminare intendo evidenziare che non accetto lezioni o rimproveri da una società il cui presidente, Rino Castronovo, risulta a tutt'oggi essere gravato da Daspo. Quindi viene intanto spontaneo a chiedersi da quale pulpito viene la predica. D'altronde è evidente che la storia personale e professionale dell'avvocato Castronovo è diversa rispetto a quella dei miei delatori. Mi preme spiegare anche a futura memoria ciò che realmente è accaduto domenica pomeriggio allo Stadio Seneto, prima e durante e dopo il derby Akragas Pro Favara, posto che quanto narrato dai dirigenti favaresi risulta essere totalmente falso, trattandosi chiaramente di una dolosa mistificazione della realtà al fine di assumere incomprensibilmente agli occhi dell'opinione pubblica la nuova veste di vittime, utilizzando a tal fine questo grave attacco mediatico nei confronti del presidente della maggiore squadra di calcio della città dei Templi. Sia chiara da subito una cosa: nessuno, né tantomeno lo scrivente, ha mai aggredito o tentato di aggredire nessuno, né tantomeno qualcuno si è mai scusato per condotte violente che sarebbero state poste in essere non essendosi le stesse mai verificate. In conferenza stampa poi è stato da me fornito agli organi di informazione semplicemente un personalissimo giudizio sulla gara, ribadendo al contempo il massimo rispetto che nutro ancora oggi per Favara e i favaresi. Venendo poi alla presunta trattativa estiva per acquistare il titolo del Pro Favara, il fatto che la dirigenza ha allestito la squadra per la stagione calcistica 2019-2020 solamente a seguito della presenza dell'Akragas nel massimo campionato regionale di calcio. Trattasi di episodi riferiti senza alcun intento offensivo, che non ledono in alcun modo e sotto nessun profilo l'onorabilità di alcuno, ma nel contesto del discorso svolto in sala stampa apparivano di rilievo per cercare di fornire una plausibile spiegazione circa le plurime manifestazioni di odio manifestate da diversi soggetti dell'entourage favarese nei riguardi dello scrivente. Ciò posto, poiché dal contenuto del comunicato stampa che con la presente si contesta in toto emergono chiaramente frasi lesive alla mia immagine e reputazione, nonché del mio onore, considerato che sono stati raccontati pubblicamente episodi artificiosamente travisati o addirittura mai verificatesi. A scanso d'equivoci affermo, nella parte finale della nota stampa del Pro Favara si rappresenta sin d'ora che nella gara di ritorno sarò certamente presente, così come saranno certamente presenti i tifosi agrigentini, anche per sperimentare de visu la grandezza di questa tanta enfatizzata e decantata ospitalità del cuore giallo-blu. Spero che, trattandosi di calcio e non essendo accaduto nulla di particolarmente grave o rimediabile, si possa, conclude Castronovo, presto ricomporre ogni dissidio, seppellendo definitivamente ogni ascia di guerra, al fine di ripristinare i buoni rapporti esistenti da sempre tra me e la dirigenza della Pro Favara, anche perché, avendo io sangue favarese, tengo a precisare che non ho mai realmente inteso offendere il paese che ha dato i Natale ai miei genitori e nel quale vivono tanti miei parenti e cari amici. Pallavolo femminile B1, la SEAP dall'Icardillo Aragona, sabato prossimo 16 novembre proverà a mantenere il vertice della classifica sul campo dell'Isernia. Vediamo. Il campionato di Serie B1 Girone D di pallavolo femminile si appresta a vivere la quinta giornata di andata. In vetta ci sono due formazioni a punteggio pieno, la SEAP dall'Icardillo Aragona e il Cerignola con 12 punti, ma la formazione del presidente Nino Di Giacomo è prima in classifica in virtù della migliore differenza set. Aragona 12 set vinti e 1 perso, Cerignola 12 vinti e 2 persi. Sabato prossimo 16 novembre il sestetto di Luca Secchi proverà a mantenere il vertice della classifica sul campo dell'Isernia. La partita in programma alle 15:30 si disputerà al Palavanazzi di Boiano, piccolo comune di circa 8.000 abitanti in provincia di Campobasso. Il match sarà diretto dal primo arbitro Claudia Lanza e dal secondo arbitro Luca Varriale, entrambi della sezione di Napoli. La SEAP dall'Icardillo Aragona archiviata, la netta vittoria casalinga contro il quotato Altino Chietti, ha già iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida contro le molisane. Le biancazzurre, come di consueto, da oggi hanno ripreso la preparazione atletica e svolgeranno anche 2 sessioni
sedute di allenamento al giorno tra lavoro in sala pesi e tecnica tattica al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento per arrivare al top della condizione sia fisica che mentale alla gara contro le Isernine. Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione per la partita contro Isernia, conta di recuperare pienamente la palleggiatrice Martina Baruffi, ferma ai box da 3 settimane per un infortunio muscolare. Le altre giocatrici del roster sono in ottime condizioni fisiche grazie anche all'ottimo lavoro svolto finora dal preparatore fisico Lorenzo Barbieri. La comitiva aragonese partirà alla Volta del Molise venerdì mattina, partita da non sottovalutare quella contro l'Europa 92 Isernia, formazione dal passato illustre che dispone di un organico di buon livello tecnico, nonostante la classifica sia al momento deficitaria di punti. Isernia è terzultima con soli 3 punti, frutto di una vittoria contro il Palmi per 3-1 e 3 sconfitte all'esordio in casa contro il Cerignola, poi sul campo del Castellana Grottebari e sabato scorso a Torre Annunziata contro la Fiamma Torrese. La formazione avversaria ha perso finora 17 e ne ha 25. Isernia è allenata da Francesco Montemurro, il settetto tipo è composto da Annalisa Mileno in regia, Maria Mauriello opposto, Nunzia Aragone e Chiara Vinciguerra al centro, Valeria Carlozzi e Ilaria Barbaro schiacciatrici, mentre Daniela Boffa e Martina Pisano si alternano nel ruolo di libero. Completano il roster Alessia Di Staso, Giulia Pellecchia e Francesca Di Tella. In occasione dei 30 anni della morte di Leonardo Sciascia, il regista e scrittore Enzo Alessi, direttore artistico dell'Accademia Teatrale di Sicilia, sarà impegnato in diversi incontri sullo scrittore di Racalmuto. Il primo venerdì prossimo, 15 novembre, a Raffadali, alla Scuola Media Galilei, poi a Favara, mercoledì 20 novembre, all'Istituto Comprensivo Ugo Mendola, il 30 novembre, sabato, al Museo Griffo ad Agrigento, al premio Telamone. Sono stati assegnati sulle Alpi ed esattamente nel piccolo comune di Pomaretto, in provincia di Torino, i nuovi marchi di qualità per le località aderenti all'iniziativa Comune Fiorito e particolarmente attente alla gestione del verde pubblico, fioriture, pulizia e decoro urbano. L'iniziativa, promossa da Asprofor, anche quest'anno ha coinvolto numerosi comuni, dal nord al sud dell'Italia. Tantissimi gli amministratori presenti al meeting svoltosi a Pomaretto, borgo piemontese, distintosi nell'ambito dell'iniziativa. Ad allietare l'evento anche la musica di 3 bande musicali, quella di Pomaretto, il comune che quest'anno ha ospitato la finale nazionale dei comuni fioriti, la storica banda musicale di Sinagra, piccolo comune fiorito del Messinese, e la banda di Faedo, del Trentino Alto Adige. L'assegnazione del marchio di qualità ha voluto premiare i comuni che investono non solo nella cura del territorio, ma anche nella qualità della vita e che saranno identificabili attraverso il nuovo cartello realizzato da Asprofor. Non cambia il motto che caratterizza l'iniziativa: fiorire e accogliere. Questo sarà il nuovo cartello che accompagnerà tutti i comuni da quest'anno in poi, non solo più la scritta Comune Fioriti con i 4 fiori, ma sarà affiancato da questo logo, che è questo marchio di qualità dell'ambiente di vita, con un certificato numero. Per i comuni che non avranno ottenuto il marchio ci sarà questi 4 zeri, per i comuni invece che l'avranno ottenuto una numerazione susseguente. È una cosa molto importante, cambiamo anche forma per dare appunto un qualcosa di diverso, però mantenendo le stesse caratteristiche, lo stesso brand, anche perché questo è quello che ci caratterizza da ormai 16 anni, quindi non volevamo stravolgere tutto il cartello, abbiamo aggiunto in più questo premio che è un riconoscimento in più per l'amministrazione che ci ha creduto in questo nuovo percorso di marchio di qualità dell'ambiente di vita e quindi non solo fiori ma, come si dice, anche arredo e natura, investimenti vari di tutte le tipologie per far sì che l'ambiente ne venga sempre vincitore da tutto questo. Quindi quando giriamo l'Italia dal nord al sud e troviamo un comune che espone questo cartello, vuol dire che non solo è un comune fiorito ma è un comune più vivibile. Con un'attenzione particolare e soprattutto senza mai dimenticarci appunto il nostro slogan che fiorire è accogliere, sia per la vivibilità dei propri cittadini ma anche per il turista del verde che è sempre in numero maggiore, va in giro per queste città a farsi delle passeggiate, delle visite per scoprire nuovi territori e soprattutto anche delle eccellenze italiane. Abbiamo Terme Vigliatore, Sinagra, Gerace Siculo, Gangi. Poi abbiamo Tusa e Santo Stefano di Camastra. Questi 6 comuni hanno passato, diciamo così, il turno subito. Gli altri non significa che sono brutti, perché comunque essere parte integrante della famiglia dei comuni fioriti significa avere già un passo in più, credere in una filosofia che è quella fiorire e accogliere,
e quindi aver iniziato un percorso. Significa che tra 6 mesi, tra un anno, avranno anche loro possibilmente questo marchio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.